Ecco, buonasera a tutti, a tutti, benvenuti e benvenuti. Ho una notizia di Daus che purtroppo non si è comunicato all'ultimo momento il direttore del CIRF Peter Lunger, purtroppo per motivi sono arrivati sopraggiunti, si dice, non puoi essere chi. E quindi al parte di saluto a tutti. E al deleghe no, così in caso di fa soppresta anche, ho vinto la sportellista la dottoressa Serena Fogolini, che ci darà poi che una mano, e grazie anche per essere intervenuti. Buonasera a tutti. Allora, è il piacere di essere qui per questa cerimonia che mi hanno invitato. E gusto anche di essere qui perché è un momento veramente importante anche per la lingua. Per situazioni come questa qui, non si può confrontarsi su una situazione, su un argomento come quello della lingua che è importante per tutti noi che viviamo sul territorio e soprattutto perché viene anche fa conoscere di fuori dalla nostra regione la bellezza della tradizione e della cultura furlana. Allora io ti attaccherei i saluti, no? C'è detto, benissimo. Allora, prima di tutto, per la società filologica, i vin Feliciano Medeot, che la Casquen, è il primo, giusto? Se insomma si di corse e facendo ormai. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. L'ultima volta che vi ho detto il caro Bondoro si trattava sul rifugio Perizzo e non vedessimo che era da finire. In tutto caso, intanto si ringrazio purtroppo per questioni personali e di salutare come davanti. Mi piace di così queste iniziative che abbiamo avuto modo di trattarsi sei in fase discreta del corso e anche quando si venuti in visite filologiche, così come si sta in visite pensanze nelle altre istituzioni e altre attività da nostre di UDI, e dunque penso che questa sia stata una bella esperienza sicuramente di rinforzare e di dare continuazione. Anche perché appunto le un'iniziativa che vengono da vuelte fuori dal finanziamento 4,2 fuori dal finanziamento istituzionale per quanto riguarda gli Stati Uniti, e dunque è una roba importante che dimostra anche a cui chi non fa il corso filologia romanza viene davanti di lingue furlane che si può essere vicino alle scuole di donne dell'università ma donne del Friuli anche se non si fa i corsi istituzionali di lingue e letterature furlane. Di bande me us ringrazio sicuramente anche David, spero e auspico che non vi sia rimasto stufati quando si sono sentiti in filologiche, e di questo us ringrazio e approfitto dell'occasione per augurare ogni bene di buon finimento ai miei principi per il 2018. Mandi e saluto a buon pro e in boccia al lupo per quanto riguarda gli studi universitari. Mandi. Grazie direttore. Allora, lì in avanti con l'autorità si viene per il comune di Udine, Musgnot, il consigliere Mario Barel, che avrebbe gusto di dire parole. Grazie, sì, proprio come. Intanto sono contento veramente di essere qui con tutti questi giovani e manco giovani che hanno gusti per là di imparare e di approfondire la lingua furlana. E uno sport di salute, come cada vita tocca il saluto al sindaco di Udine che vecchia parte con questioni di bilancio e quindi a lei impegnato in e non può seguire. Ho un ringraziamento particolare naturalmente all'Università di Udine, al CIF, a Filologiche e all'Arle che ha renduto possibile queste iniziative così importanti. E complimenti a tutti quanti che avessero partecipato a questo corso e che avessero gusto di fare la nostra marilingue. Mandi a tutti e arrivederci. Naturalmente mi associo agli auguri per cui feste che verranno. Grazie. Grazie consigliere. Per quanto all'Arles invece, mi viene anche il piacere di vedere con noi Lorenzo Fabro, che aveva gusto anche lui di dialogo, no? È vero. Come no. Buonasera a tutti e a tutte, è un piacere di essere qui, si siamo venuti alla screa di questo corso e insomma mi ha fatto il discorso di insomma inquadrando un po' la situazione.
e si era dura di due cose, poi alle il corso che per gli studenti e anche che per le amministrazioni pubbliche, sono due momenti importanti. Ho volevo marcare, ecco, due robe, sono robe, ecco, che di grazie veramente che l'università si sta tornando a mettere in movimento, no? Si è tornata a mettere in vigore in maniera importante per gli ultimi anni. Il lavoro fatto sulla certificazione, la formazione per insegnanti e servizi, la formazione iniziale che è tornata a partire, il CEF ha sempre lavorato insomma con i fondi della Patria 2, ma dall'ultimo periodo lo sta facendo in maniera più forte, rinnovata, anche con iniziative come che riguardano gli studenti, che è importante. Sicuro che non è una roba finanziata, ma bisogna anche essere un po' dalla logica che le robe si fanno in nome qui vivesse. L'Università di Udine, la Lingua Furlana, riesce presente in maniera normale, no? Riesce a dare l'opportunità a tutti, insomma, insegnare, studenti, che la frequentano, di lavorare in maniera normale, anche a chi viene di fuori, anche segnali di buona certa, anche di plurilinguismo presente in questo territorio, dove c'è ben queste iniziative speriamo che vengano anche levate. Le iniziative lo abbiamo marcato anche l'anno passato, speriamo di andare avanti per la programmazione rispetto ai dipendenti pubblici è altrettanto importante, un lavoro importante. Il passaggio, come è sempre stato fatto in questo schilo, lo indite per una maniera un po' estemporanea, lasciate un po' alla buona volontà dalla INT, dai dipendenti che hanno avuto il piacere di approfondire le loro competenze in campo linguistico, per dare un servizio mio, insomma, alla popolazione, agli utenti, ecco, dai comuni, dalle aziende sanitarie, insomma, lì che sono ogni dia a lavorare. E il passaggio di questo ski, anche lavorando ad non solo con il CEF, ma anche con l'Assemblea, con la comunità linguistica furlana, sarà di fare queste robe in maniera sistematica, in maniera programmata e anche dando un riconoscimento e un ruolo a questa amministrazione che hanno fatto questo tipo di formazione, che italiani che vengono a acquistare sempre più importanza. Dunque, che spardisi che il furlano è importante per i nostri territori e sarà sempre più utile, perché attraverso la formazione si potrà lavorare, sia facciamo le scuole, ma anche facciamo le pubbliche amministrazioni, facciamo dei servizi e tant'altri. Perché us dis grazie intanto a chi anche ha insegnato, insomma, non sai se io non sai come funziona la salute, insomma, mi pare che sia un po' fuori dai schemi e queste robe che anche mi piace. Magari mi piacerebbe sentire anche che sono state le esperienze, no? Sia di insegnanza sia di queste. Anche io vi ringrazio e vi faccio in voce al loro, insomma, per questa carriera di studenti e anche perché non sono studenti, non sono più a lavoro, ma proprio che anche per fare un signor auguri. Allora, nel momento anche di impensarsi dalla Fondazione Friuli che ha appoggiato i COSPA e i Zovins, sono malauguratamente impegnati in una riunione dal Consiglio di amministrazione come hanno podigliesi, però gli facciamo un applauso stesso perché hanno aiutato l'iniziativa. Come nel momento, ecco, di introdurre anche un personaggio che per me è sempre stato, io sono musicista prima di tutto. Il furlan è stato la melengue, la musica, oltre che la vita normale, regolare, ma è conosciuto un personaggio che ha che lavora con la musica, che con la musica e il furlan è sempre stato al mieci. Allora, io duce caire di iodi tra gli ultimi 30 anni di musica in Friuli. Un applauso a Paolo Cantaruta. Siete proprio l'introduzione. Grazie. Allora, non è per aula, ti domando qualche roba, così perché magari tu forse tu conosci Dorogliat, dopo, allora saluti. Molto di salutare, Buon, allora saluti le bande di Radio di Furlani, di tanti anni, dico anche scominciare queste storie con le musiche che a un certo punto si incontrate appunto con le storie di Carnichez e di Dorogliat, con le quali si capiva al volo, insomma, vi invito a un po' di strategie per far interessare le musiche per Furlan e dunque delle lingue
generazioni più giovani e con loro, con il loro apporto, sono arrivati a sbassare notevolmente l'interesse, il target dall'età per chi si interessa di musica. Per cui, grazie, però torni dopo che interagirai un po' con Doro. Grazie Paoli. Per concludere i saluti, non manca il nome il professor Fabio Voltin, che è stato il professore dei corsi. Un applauso. Studente è stato aiutato anche dalla dottore Linda Picco, sì, quindi un applauso in farei con Buonasera a tutti, è un piacere di trovare tornare a oggi, perché insomma, di quante si riduce qualche volta, qualche no, perché non fare il corso con la dottora Linda Picco. Allora, quest'anno ho vinto una via nave, perché ho vinto due corsi, due tipologie di corsi differenti, no? E allora una banda di boot che è più classica, così, no? Della pubblica amministrazione, che per dire la verità sono cose che a me stupisce sempre ogni volta, perché chiati sempre una voce nuova di cognosi, anche se magari sono persone che lavorano in pubblica amministrazione e che hanno fratelli magari discepoli anche furlani, però hanno sempre voglia di conoscere di più, hanno sempre voglia di sapere di più del furlano, perché il furlano della pubblica amministrazione va di al covente, non dice bene. Più di qualche per esempio non vede che non fratello magari invece di furlano, e si è in acquario che se all'impare a manco un po' no, di furlano, te so funzioni della pubblica amministrazione alla gran vantaggio, e quindi furlano al covente. Non è dopo le robe che si fa per via legge, proprio al covente. E così le bande degli studenti. Io faccio sempre qualche esempio, no? Qualche cosa in corso di leghe furlane, dal fatto che al covente anche per gli studenti, perché che a studiare gli slinghi, per esempio, fa sempre che dagli primi dei corsi, se si anche diventi stufadici, forse dici che roba lì, ma fa sempre esempio sul fatto che un dal furlano, per esempio, impara più facile l'inglese. Se tu da guardi che tu metti l'inglese, italiano, il furlano, no? Queste canzoni. E diventa una roba, dal corso dei studenti in particolare, è stato bielon di tanti giovani, veramente tanti giovani, una grande partecipazione, e anche lì una scelta, perché nessuno vi obbligava. Allora io di questa passione di partecipare dall'imprimo fino in socio, no? È stata una grande soddisfazione, anche per me personale, io di proprio ricevuto che il furlano al crea, al fa passione, al continua a fare passione. Allora la vigni secondo me dal furlano al viene. Questo è il messaggio che io voglio condividere con altri, che hai sentito proprio a livello di proprio di sensazione via per i corsi. Ma di che si fermi qui e torna bella parola a lui. Grazie. Grazie professore. Federico, è il momento della consegna degli attestati e si invignuschi perché, ecco, e allora sarà anche il momento di fare. Allora, chi ho individuato, quindi, prendi tutti i tacchini col corso di Furlan, livello di fonde, livello di fonde dal mai del 2017. Quindi in ordine sono Del Bianco Lisetta, Forest Daniele, Martina Carlo e Sabadini Mauro. Un applauso. Sono attaccato là, ecco, il via dalla diretta, poi io a staccarlo. Perché è il board dell'università, no? Allora mi fa l'utilità di lui per staccarlo. Per il livello intermedio invece, sempre dal mai 2017, Ambrosini Karin, Bertetti Giampaolo, Sgro Giovanna e Sitar Nadia, spero di aver pronunciato giusto. Un applauso. Una collezione di cartelloni per la grazie.
Invece sempre il Cor di Furlan dal livello di fondo dall'ottobre 2017 i vin Adianto Debbi, Micelli Sonia, Sbrizzai Marina e Vescovo Monica. Un applauso, grazie. Per i livelli intermedi invece dall'ottobre 2017 vin Bettuzzi Daniele, Forest Daniele, Russo Laura e Sant Luca. Un applauso. Ecco, Luca, allora come mi capita io, però i pedelli esce senza il microfono, perché stanno a me cosa sì, perché sono abituata a berlà, stanno che sono nel furlane patocche, no? Allora, che chi era la parte dai corsi in maneaz, col finanziamento dalla legge 4x2 dal 99 e incrociarsi, appunto, come si dice, alla dipendenza dall'amministrazione pubblica. Ho ringraziato la tutor di Cash Course, che è Caterina Rossi, che ha seguito appunto gli iscritti studenti, e come prima di passare alla seconda fase, no, di questa premiazione, chiamiamola così, consegna dagli attestati, che dai studenti che hanno seguito due corsi, uno al polo umanistico, uno al polo scientifico, dall'Università del Friuli in Maneaz, appunto, con la POIE, no, che ti plastano, per aule, dalla Fondazione Friuli, ex Fondazione Krupe, e con i patrocini di Arlef e Società Filologiche Furlane, e con gli autori di Radio Onde Furlane, perché una puntata extra di chi sul corso che è durato 20 ore, e vi infatti così una scampagnata dai studi di Radio Onde Furlane, con gli Arlefs, e il Ciceron della stai che non sa portato a Tor per i studi è stato che con Tam Francesco Tami per Taglian. Ecco, prima di passare allora la consegna dagli attestati, proclameresti il professor Strizzolo, perché stanca appunto si vio che queste boie di mettersi in moto col furlan, con i studenti, con i giovani, lui aveva di portarci la parola su alcune ricerche che erano state fatte proprio su questo cantino. Buonasera, parlerò purtroppo in italiano, non sono perfetto, quindi sono scritto da terra e vi capisco. In solamente 3 minuti. Questa idea è nata da un confronto con il professor Peterluca, per cui qua siamo veramente in fase di raccolta di fattibilità, se c'è un interesse da parte dei giovani a questa linea, a questa direzione. Ricerca che abbiamo condotto nel gruppo media per il lavoro che è stato fatto assieme all'ALEF come rappresentante dell'università nel gruppo media per il Consiglio regionale per la legge sulla promozione della tutela linguistica a 10 anni dall'approvazione della legge. E di fatto che cosa è emerso? Assieme a Andrea Veniera abbiamo seguito 26 comuni da 8.000 abitanti, quindi 8.014 San Daniele fino a Udine. Ovviamente è emerso che su 26 comuni solo 4 hanno la lingua furlana e soprattutto, e la cosa ancora più interessante, è che soltanto uno aveva anche in forma giovani friulano, che è Tavagnacco, che aveva quasi tutto, esatto. Scusi, il nome? Nico. Sì, su 26 comuni, da San Daniele fino a Udine, quindi da 8.000 abitanti in su, e soltanto 4 avevano dei siti di lingua friulana. Siti di lingua friulana istituzionali. Siamo andati su quello della sanità, che ovviamente raggruppa più comuni, sull'informa geografica, sulle biblioteche e via dicendo. La comunicazione.
Esatto, su tutto ciò che c'era, perché eravamo in media, ovviamente il nostro lavoro si è intersecato, poi ovviamente è stato ricongiunto, vedo lì altri membri di altri comitati. Quello che comunque veramente mancava era un'espressione del mondo giovanile, cioè non soltanto non c'era il Friulano, c'era pochissimo, anche sui siti di promozione di Forma Giovani erano fatti veramente o erano piccoli sottositi del comune, ma non c'era questo spazio che secondo me dava espressione. Allora il percorso sarebbe questo, cioè di raccogliere un manifesto giovanile friulano, cioè cosa pensano i giovani del futuro della loro lingua, che cosa sentono, come la vedono, poi lo si declina, prima cosa, e da rivedere anche sfruttando dei giovani artisti friulani fare proprio dei laboratori, perché non soltanto la lingua ma anche la creatività. Ho avuto ovviamente il piacere di collaborare su questo con Piero Venier, che ho scoperto veramente che è bravissimo su più cose, poi all'università ho lavorato ad esempio con Verratti Costa, allora sarebbe bello fare magari dei laboratori creativi anche di scrittura creativa. Questa è un'idea che dialogando con Peterlunga ovviamente poi dall'idea alla realizzazione ci sono vari step di fattibilità, magari di finanziamento, di realizzazione assieme ad altre enti e istituzioni, però prima cosa ci vuole la materia prima, che sono i giovani, l'interesse dei giovani, per cui chi ha seguito il corso, diciamo, dai 35 anni, gli under 35 inclusi, presenti, se hanno intenzione, se vi può piacere questa idea, dico di lasciare i contatti alla vostra tutor e poi da lì assieme a Peterlunghe magari vi ricontattiamo e iniziamo veramente a riflettere sulla fattibilità, sul reale interesse, ci deve essere voglia vostra di essere presenti, raccolta una massa critica di giovani, magari si può anche cambiare, perché la cultura parte da lì, perché se non si lavora, vi dico soltanto, sono state bellissime le giornate di lavoro, ma quanti giovani avete visto? Erano presenti Roberto Da Pitta, il collega. Under 35, ecco, nel senso questo, manca secondo me dei canali di coinvolgimento di quelli all'università poi questa è la Allora, perché i giovani se non stessa c'è paura, io us mando un'email così us torno a spiegare ben chiaro il progetto, poi che lavoro e dopo si nota e vi dice che potete fare no giovani, per il furlan, per la nostra lingua, per la nostra terra, perché è ora che si devono incendiare un po' un'emote, no? C'è detto. Ma dite chi che non vuole assolutamente l'essere paternale, né il denaro, e come in tutte le schirie dei nons, e tornino a fare il suo lavoro a Luca. Grazie, grazie. Allora ho rifatto la lista un dopo che l'altri. Sì. Dunque, Tachin, un applauso per Bonafede Paola, Brusadin Elisa, Cantalutti Emma, applausi. Cappelli Elena, Cassica Francesca Maria, Corpo Francesco Maria, Corpo Giuseppe, del Salva Pesada, Ferrari Nazareno, Tiro Massimiliano, Cracciu Tetiana, Lausana Gianni, Lausana Nadia, Malagnini Eleonora, Minen Francesca, Vissunia Alessia, Monte Paolo, Moreto Alessandra, Toccaccioli Aldo, Guardini Raffaella, Colon Letizia, Trombetta Scerro, Vendramin Alice, Vigori Flavio, Gian Daniel Luis, Zucchiatti Sonia e Macor Martino. Un applauso. Inoltre abbiamo Beazzi Alessia, Berton Andrea, Cattarossi Caterina, Costantini Andrea, Fabello Anna, Felluga Ilaria, Fogolini Serena, Piccinato Andrea, Vittassi Anita, Tirel Giulio e Vidoni Flavio. Diamoci da fare con le mani, sbattere l'una contro l'altra. Congratulazioni a tutti. Come che io adesso sono i giovani e sono manco i giovani perché sono appassionati dai corsi lingue furlane faccio col professore. Io sono diversamente giovane. Diversamente giovane. Prendi tu un applauso per Serena, Cattina e Dolores, Camani in Levante. Vi vengono consegnati a testats e come disaresca il momento di passare il tamese il signor che Doro Chiat, che però io gli sento dalla zona della risultiva di Giat, mi dispiace, e
dunque clami Paolo Cantarot cadenant, prima però no dal circo, avevano un piccolo pensiero per Waltris, no? Se di far Paolo Cantarot che ha avuto la pazienza, a lei per lui credo, non sta per paura, che ci ha avuto la pazienza, insomma, di stare da volta a queste idee, a te che come io da Rins, tu sei bravo in la seconda parte, ma la prima parte della serie già vada bene, dunque grazie, e già che appunto, anzi Francesco Dami, ufficialmente, che hanno staminato torpa ai studi di Radio Onda. Allora un piccolo pensiero, a tutti gli occhi a mi lasci, ecco. Questo, Lucio, grazie. Dinanzi comunicare nelle furlane 1 e 2, stante che bisogna essere lui che ha appropriato per te. Grazie. E al signor che Cotanca non si degna di alzarsi, ma che come lo così in alzare, perché ognuno si sa per i suoi colpi. Grazie Serena, grazie, ancora un applauso. Allora Paolo, se con me prendi taccata Baia, che vince a Tabaiata Bonde, ti alleni un video. C'è detto, studino la plus, cattina per plagei, grazie. Come CPR la certificazione amministrativa, però non l'ha mai usato, forse l'ha usato solo un po' di anni fa. Mamma io parto che voglio nuovi orizzonti, posarci lo sguardo, un futuro da farmelo intanto, non voglio farmi di fatto che a me mi importa poco l'altro. Sono risultati, ogni porfido, ogni clap è stiato, ogni appunto su pacchi suoi, ogni biro che è consumato. E la fatia cronica paglia chance, la cola di lavoratori fa festa con quale chance. E qui si scappa nel vento e qui ci si perde, come rondini in volo a metà settembre. E siamo liberi lì, liberi sempre, che le menti brillanti qui non rimangono sempre. Hurry up, cause time flies, and all I need is a chance to get by. Turn up, and shake your mind loud, it's the right place for your life. Hurry up, cause time flies, and all I need is a chance to get by. Turn up, and shake your mind loud, it's the right place for your life. Come so dalla Cinisia la flamma non si mistura, il pensier dal cito si stialla e non si consuma. La buona cova quieta stetta da scuro, sopra poi le sapei e lascia bruciare frani. Ho l'asfalto di Udine sotto i piedi, con gli angoli che non vedi dipinti nei miei pensieri. Il mio presente l'ho scritto su fogli neri, col sogno del mio domani e con l'incubo del mio ieri. Ogni specchia che già batta i vinci, esanchi mai passati in team, mi hanno insegnato che qui calpensa non sa già flapint. E il che il gagno domani lo hai io il manco pari, con pochi suoi inviati non hai voglia di disturbare. Hurry up, cause time flies, and all I need is a chance to get by. Turn up, and shake your mind loud, it's the right place for your life. Hurry up, cause time flies, and all I need is a chance to get by. Turn up, and shake your mind loud, it's the right place for your life.
pellicole X sul futuro, è un videoclip che i Carnicats hanno fatto come promozione dell'Università di Udine, e se avessi fatto caso dentro sono un po' tutti gli elementi che caratterizzano i Carnicats, l'uso di più i linguis, un grande amore per i territori, le persone, le geografie umane e fisiche di questa il Friuli. E si vede subito anche c'è molto che le maniere di fare dei Carnicats e dopo anche di Dorogliati, no? Che di dovrà più linguis, non dovrà esclusivamente o il furlano o l'inglese o l'italiano, ma dovrà le linguis come che sono tanti chiavi ogni dì, no? Cambianti di una di che altre. Così però vi ho detto allo stesso momento che tutti si vanno in compagni, non sono le linguis più importanti se le linguis più importanti. Allora, Doro, contami un po' come che l'altri, no? Ecco, i Carnicats all'inizio avevano un schema fisso, no? Per giocare i loro partiti sui palchi, Deck incisa all'era che cantava e rappava per Furlan, tutto eris che lo faceva per italiano, no? E giocava su questo schema. Dopodiché le robe si sono anche cambiate e tutto è stato ridotto queste robe moltiplicando i linguis, no? Ma c'è molto adesso pensate, perché prima di voi altri non erano tanti gruppi che hanno fatto questo tipo di operazioni, o comunque non le hanno fatte in maniera così concettuale, pensate come quelle fatte Ma inizialmente alle state una robe istintive, no? Quindi si era inchiattata e non sapeva neanche italiano, cercava per Furlan, allora io chiamo per Furlan, io invece in chiesa me, le bande me, i nonno si chiacchierava per Furlan, ma in chiesa me, mia madre, mio padre, con me non ho mai sbagliato per Furlan. Allora insomma si inchiattava così, che vi attaccata a fare musica, lui la faceva così, perché veniva ben così, io facevo per italiano. La formula funzionava. Tal senso che tu svicinavi non come che avevi per fuarci di sentire la gente solo per Furlan e neanche che si spaventavano se era per Furlan perché non capivi. Quindi all'inizio funzionava. Dopo, col tempo, cosa è succeduto? È succeduto che queste robe dal Furlan è diventate un elemento caratterizzante la musica che facevi. Quindi di una banda spegnevi mettilo dentro, ma di che altre era anche biel differenziarsi in un mondo in espansione come quello della musica rap, che è il genere musicale di una che vigni, no? E lì dentro in Tacchetti Alderi, in tutti i vari Fabri Fibra, Mondo Marcio, che Pechegno, insomma tutti i nomi di Milano che conosci in tutti, lì dentro spegnevi anche noi di Lanestre, c'è fa per fuarci milanesi, perché ogni tanto la tendenza è che, no? Come dal 2017 in particolare, che queste tendenze accentratrici che bisogna essere per fuarci globalizzati, la vera difficoltà è mantenere la tradizione, mantenere la tradizione, mantenere la semente, per città il maestri Leonardo Zanier. E quindi il discorso in quel momento lì è diventato proprio che li mantenni queste robe qui. Io col team mi sono appassionato al Furlan anche per un discorso tecnico, nel senso che con rap avevo le band, perché vi tanti speravoli per Furlan tronche, che quindi finisce con l'accento sull'ultima sillaba, che pare il rap hai una robe meravigliose, no? E quindi ben plan, sono entrato in Chiota che il monta qui e ho sperimentato queste formule qui che vince in tutto al tocco che vengono fatte all'università, le ho sperimentate in tal mio disco vai carica, lei è uscito nel 2015, e hai la bene la questione, nel senso che vi butta anche, insomma, la girata, il disco, l'ha funzionato. Dopo, in ultima analisi, a me viene di dire anche che se di una banda, come vi ho detto un momento fa, in un momento quella tendenza che è di accentrarsi, no? Dalla città, se tabagliare la stessa lingue, vestirsi la stessa muta, eccetera, sentissi no nome italiano e non anche nome furlans, ma sì in un pont come europeans proprio, tal miec dalla mitteleuropa.
Quindi anche l'influenza linguistica dentro la musica è una roba che viene istintiva, perché viene la Slovenia di una banda, l'Austria di che altre, noi chiacchiere in furlan e viene anche italiani di là da Lager, perché di là da Lager attaccano a essere italiani, e quindi chiatassi talmieci secondo me ha le distintive proprio un'influenza di una lingua diverse da che si aspettava la India, insomma. Doro la favelata anche di tecniche, giustamente, le musiche rap che a farsi dalle lingue, dal scrivere i testi quasi una conoscenza, perché andare di suonare oltre che essi significante, no? Era interessantissima l'operazione che hanno fatto proprio anche sul ritmo che ha poi svegliato una lingue, anche perché se il rap, come diceva Doro, alle forse del linguaggio musicale più globale del DDW e le musiche che si ascoltano di tutti gli bandi del mondo, poco ci fa. Dunque è il linguaggio musicale più universale. Loro che a parte il linguaggio musicale più universale e doprando anche in una lingua locale, ha fatto diventare immediatamente una lingua locale, una lingua universale. Le loro musiche hai ascoltate non in Friuli, di altri bandi, anzi, qualche lei sa suonare attore che cantai per furlan, non capisci nulla di ciò che dicevi dal significato, però capisci che le musiche piacciono, perché, come dicevi, la musica è un linguaggio universale, ma c'è domande, no? Per esempio. Ma di solito so io a fare la domanda, c'è musica dice fisarmoniche dalla Tolenghe, no? E domani, come si dice fisarmonica qua da voi? E allora non si dice, lì di me si dice sunette. Sunette? La capisci, sono io sempre il primo a fare la domanda, no? Come si dice sono ubriaco, no? E allora dopo faccio la chiancione, si chiama secchio, per fare un esempio. Alle divertenti. Però chi si tacca anche a toccare un argomento che per me è un po' delicato, no? Che tu sai, che si conosci. La mia esperienza con la lingua furlana mi insegna che è un strumento bellissimo anche musicalmente e tecnicamente italiano, ma non ha di essere un strumento di isolamento. Se io avessi fatto per dire tutti gli schiaccioni per furlano, la roba che potevi fare sull'ultimo disco, sul palco del prendi mai non mi va inclamato. Invece, ben fatto, miei chiancioni per italiano e miei chiancioni per furlano, lì così si svicini, no? E dici, c'è queste robe strane, e tatti a essi anche un interesse. Perché non stiamo a smentirsi che dal gennaio dell'anno passato, dal 2016, hanno fatto un servizio su studio aperto, quindi su una rete nazionale, con una chiancione per furlan, da Baiant, dal furlan, come dialetto dal primo servizio, dopo si sono coraggiosi e l'hanno chiamato le lingue dal secondo. Faccio di venire no, guai, io le possibilità di esatto, devi fare la seconda puntata, che proprio mi ha fatto un'intervista e mi ha domandato quindi insomma, che spardì che si arrivasse a comunicare un messaggio importante come il fatto che l'Italia non finisce a Vignesi, perché partendo così, purtroppo c'è che dopo già Slovenia, no? O Austria, ecco, ma non finisce. I vigneti tante robe di contare, di tante storie, di una cultura nostra, mangi bene, bisogna dire che, bevi bene, e quindi insomma attacca a essi anche un interesse proprio dal Friuli. Io oriento dall'ambiente proprio dalla mia musica, dal mio genere, dall'hip hop, che attacchi a rendersi conto che insomma andiamo in una regione dopo dal Veneto. E quindi sì che è un buon risultato. E secondo me si arriva che il risultato lì è anche il compromesso. Quindi il furlan è importante, non vindi perderlo, anzi tegnilo vivo come che stiamo facendo qui, però è anche di essi consapevoli che siamo cittadini dal mondo prima di tutto. E parlare dal mondo e farsi capire non può dire essere talebani, ecco, che è la mia posizione. Però bisogna studiare anche il furlan come avete fatto altri.
Dopo la fevelata anche di servizi televisivi, è stato un lavoro in vista perché dal 2017 è stato un anno magico, quasi per via di tante robe, dopo magari anche discontinui, ma una roba significativa anche dai carni che della stessa Dorogliata, anche le modalità di comunicare o di bandisi, avete veduto, i video sono fatti bene, sono fatti in maniera professionale. I discorsi sono bene, sono come discorsi importanti, sono prodotti bene. Non le stacca fra una roba fatte in provincia di Udine, qui in Friuli, di una fatta a Milano. Le modalità di comunicare, di essere presente in tal look globale che è appunto le reti e come che di qualsiasi altro gruppo. Anche qui è una roba interessante, perché in poco tempo i carni che sono Dorogliate, metti sempre insieme, continuamente sempre insieme, sono sicuramente stati uno dei più forti testimonial delle lingue furlane, non solo per le università, ma le società in genere, perché ho creduto che tante soprattutto sotto i 35 anni, per esempio, avete stata sentì concerti del carne che ti vedi seguiti, vedi stata uno dove dei concerti, ma anche appunto dei loro video, di tutti i robi scaffasi, perché avevano infatti con un certo stile che io metto subite a un livello alto di produzione e anche di mostrarsi attore. Anche questa è una roba o pensate, non buttate lì a casa. E dunque noi adoriamo le musiche, perché se no sarebbe una miseria, le musiche pop possono anche non piacere, le musiche hip hop e rap, ma anche c'è che sta attorno alla musica che dà valore al loro lavoro. E a proposito di questo 2017, tu ascoltate dei servizi, però avete cominciato già dal 2016, intanto con le partecipazioni a SUNS Europa come il concorrente furlano a questo festival che ha di ambito europeo. E dopo il 1 Mai a Roma, dal concerto che organizzano ogni anno i sindacati, che è uno degli eventi musicali delle Anade, con dirette televisive, dove loro l'ha cantato, fevelato per furlano. Non ti sei stato, contami a di Roma, conti a loro. Allora, l'aneddoto più bello è che io monto su palco, la mia intenzione era di fare la canzone è perché per italiano, l'ultimo tocca le par furlan, la mia intenzione era di finire la canzone e dici mandi Roma, ma non sono arrivato, facevi monti su palco, col microfono in mano, così prima roba diretta televisiva con la telecamera in muse e dici buon pomeriggio Roma, i chiali in quinta fila, col chiappiere non lo hai mai chiatato, non sai c'è finché la fa, non lo hai mai avuto, lo dici ogni volta che queste robe qui non lo hai mai chiatato, a mi chiala mi fa. E allora io lì ho detto, sì, tenge, mandi Roma, è questo che volevate, no? Perché probabilmente era qualche furlan che aveva letto il Messaggero, non sai c'è, e che era in YouTube, a questo fare buon pomeriggio Roma, non si capisce. No, è stata un'esperienza bellissima, perché non il concerto in sé, perché l'ambiente, insomma, si sa che gli ambienti lì come Casson, ma soprattutto per la percezione che ha avuto la comunità furlana di ciò che stavi facendo, che io non mi ridivi neanche conto. Come sono smontato su palco, il telefono non arrivava a sta ferma, l'ho studiato, la di dopo mi sono renduto conto che per la INCI, proprio per la comunità furlana, per tutta la regione, è stato un momento emozionante, un momento figo, perché per la prima volta effettivamente su quel palco che era in passato tutti i dialetti d'Italia e tutti gli slang, perché anche i sardi mi pare che erano stati, anche i siciliani, avevano cantato per siciliano, però il furlan non era mai stato, quindi è la prima volta, è stata una roba sintude tantissimo, la INTA, la propria sintude, condividude ma non al senso social della parola, proprio condividere la sensazione di essere arrivato a portare la nostra cultura su quel palco lì. Quindi è stata una bella esperienza sicuramente, sei stato un gruppo contento
e spero insomma che saranno anche per il prossimo disco che è pronto, che sarà il prossimo anno, anche altre soddisfazioni di questo tipo, speriamo. Sì, è stato un momento di rivade per i Carnichets, per Dorogliat, ma un po' anche per tutte le scene musicali furlane, dagli ultimi anni, sono 30, come che diceva lui, perché se come alle Dorogliat, alle perché prima sono stati DLH posto, che quindi se hanno cominciato per prima a fare musica rap per furlane. Se sono stati i DLH posti, alle perché prima l'estate Straulin, perché l'estate Ferigo, sono stati i Canzoniers. Le musiche in Friuli, ho credo che avete dimostrato di essere una fra le espressioni più indenate dalle culture furlane, per i generi stocchiati, per le consapevolezze anche dagli artisti stessi, per quello che hanno saputo fare. E ho toccato Dorogliat deriva alla fine di tutto questo percorso a essere rappresentante di tutto il Friuli, di tutte le musiche prodotte in Friuli, su che il palco, lì. E io credo che tu sia stato anche, che tu sia sentito queste responsabilità. E a proposito, da musica furlane che è stata prima di te, ce mi dite? Questa è una bellissima domanda, e si reggiamo tutti d'accordo, cioè, proprio il gusto di una roba. No, allora, ascolti una storia. Qualche anno fa, l'allora sindaco, il sindaco di Comaglians, che non mi pensi il nome, ai tempi nos acclamato come Carnichets. Non sai se era d'Antoni, lui ti ha detto, ma non credo che sia di lui. Mi avresti domandato lei che lui si pensa di questi robi. Nos clama su, nos clama Comaglians, e nos dà che regalo praticamente che libri dal Popolare Ensemble. Il Popolare Ensemble, nos insegna anche Paoli, era il primo gruppo che faceva musiche per Chiarniel, per Furlane, insomma per Chiarniel, che applicava la lingua a un genere importato, che non era un genere mestri, non era una villotte, non era neanche i canti aquileiesi, insomma era proprio una roba importata, era folk praticamente, potevo chiamarlo così. E in quel momento lì che il sindaco ci ha regalato quei libri, io mi sono sentito un ciminin impreparato, perché per Ferigo e per il Popolare Ensemble, Giorgio Ferigo era il cantante e che scriveva lui i testi, che era di Comaglians. La Chiarnie, dai tempi quando scriveva lui, era un poeta retrogrado in Daur, andava tante critiche sociali veramente forti dalla sua musica. Una delle canzoni più famose si chiama Comaglians, Picciul Porc, País Bastard e Sport. Quindi sì, istinta baiante anche di una situazione, un gran critica. Noi invece come Carnichets ci facevano l'esatto contrario. Cioè facevi una narrazione dal poeta di Lunacchi Vignivin più positive, più alle biel il poeta di Lunacchi Vignivin, alle biel sta chi, alle biel la int, i vini nostri limiti ma si fuarsi, insomma un approccio diverso. Allora io avevo pensato in quel momento che chi nos dà il libro in regalo e nos consegna la staffetta come di continuador dal lavoro di Ferigo, alle Giorgio Bianca si volta da tomba. Poi però ho fatto una riflessione e mi sono detto, i tempi sono cambiati. Se dagli anni 80 fino agli anni 70, con che scriveva Ferigo, effettivamente in Chiarnie in particolare la società non arrivava a stare al passo con i tempi che cambiavano con tutta la lotta sociale, tutto insomma il fermento che era a livello della società. Dal 2015-2010, con attaccati Carnichets a farsi sentire, la situazione era cambiata, nel senso che internet ha creato questo appiattimento culturale, come ti dicevo in prima, che tutti i compagni, vestiti compagni, ascoltare le stesse musiche e pensare alle stesse robe. In un momento come quel chi, alle proprio il contrario dice che faceva Ferigo, la roba giusta di farsi con me. Cioè, essi consapevoli delle nostre culture, dai suoi limiti, ma anche dai suoi pregios, e portare aiuto a musiche, anche se Giorgio non faceva la stessa roba. Quindi mi sono mettuto un ciminino il cuore in paz dopo che roba lì, e è tornata dalla Ciagna rapporto con la nuova musica furlane, che l'hanno chiamata così, Guatris alla fine. Saltate fuori così, insomma, queste novità, queste nuove musiche furlane,
e io sono onorato di essere alla fine per il momento, insomma, spero che sia di anche qualcuno dopo di me, insomma della piramide per il momento, tanto che taglio disco new, spoiler, e hai anche lì nostro Straulino, e ho voluto metterlo dentro, perché l'era giusto, mi sono mai giusto, e che canzone lì è come l'anello mancante tra la mia musica e ciò che è stato prima. Belle queste notizie dal puente intergenerazionale e musicale fra Lino Straulino, uno dei cantori di Chiarnie più bravi, più importanti che ho visto, e Doriat, un altro cantor di Chiarnie. Anche molte domande su le immagini che avevano fuori di spesse dai vostri videos, avevano fuori di spesso un amore per il territorio, pensi anche alle sparte sul Misdila, ci si chiama, sul Macaiur, Zenit, o pensi a Paisans, o pensi anche a queste che vengono appena veduti, sunt Futura. Questo amore per le int e per i lux, allora un amore che si è totalizzante, si è degli furti lì, metà dalle ispirazioni vostre come gruppo, ma anche top come singoli, come autori. Ma sicuramente dopo 15 anni di musica mi rendi conto di queste robe che anche ho. Anche dal disco New è stata un'ispirazione fortissima, il territorio, la lingua, la tradizione, l'ambiente proprio, il paesaggio, non so se vuol dire. E mi rendi conto che hai bisogno di che robe li fa scrivere. Che è una bellissima roba. Dal mio punto di vista è anche un cimino limitato, ma pensare per il prossimo disco, fin come è stato così, cioè Viergi il Barcon e Chiara di Fur e io Rilas Mons per me alle ispirazioni, sì. Quindi anche portarlo visivamente, io dico sempre che una mezza canzone non è completa, se non è anche il video. Perché da ora hai tutto un discorso paesaggistico proprio, di ispirazione, che io poi metti dentro. E proprio anche la scrivi, me lo immaginai. Dal disco New fanno un par di talks, anche uno in particolare che dà il titolo al disco, che praticamente racconta dalla mia infanzia a tu mia, c'è un gruppo di immagini proprio che mi piace tanto, come che li definì in orizzonte, un orizzonte di giada, proprio per cercare il bosco, no? Quindi le luci verdi. E sono questi robi schi proprio del paesaggio e il mio background che mi hanno sempre ispirato, mi hanno focato a portare queste robe dalla mia musica. E se di una banda tu mi dici è troppo importante a lei, io da mia banda ti dico è così importante che non arrivi a fare mai. D'altra parte, un video tu sei sulle roste di Bucci, un altro in Ferragosto tu sei sui plans di Raviei, con poi escludete Chiarnie, intonate in tutto il Friuli, che vinca la fusina. E come anche lì, uno degli ultimi spazi, in occasione di uno di questi incontri che Doro l'ha fatto in queste fortunate 2017, che è con una superstar delle musiche pop rock internazionali, che è Joss Stone, che io ne superstar, ma dà qualche elemento di collegamento, secondo me, con il tuo lavoro, perché è una fieramente indipendente, è una che ha fatto con tutte le case discografiche, se si mette a fare i dischi per suo conto e a fare tournée mondiali, avendo packs di dischi, fa tutto da cavare, però interessa interagire anche con i personaggi della scena musicale locale. Così ha fatto anche con Derogliati in occasione di No Border Music Festival. Si poteva stare in incontri con Kister Bionda. Allora, l'estate biel, prendi tutto, perché io mi ha invitato a fare il disco New nel Devonshire, dal suo studio, e io gli ho detto no, gli ho detto la Pantianini. Sei là, la Pantianini no, ma dopo la roba più bella che non tu hai detto, più importante anche di D-Way, è che io praticamente faccio una versione in acustico di una canzone di un artista locale dal Puesna che va a suonare, no? No, ma che comunque mi ha chiamato me, la sua parte era per Furlan e quindi l'avevo fatta chiantare per Furlan. Lo chiarevo.
zenith. Zenith, yeah, that's the spot where the sun is at midday near the equator. Okay, so the sun is right upon your head, and all the shadows go underneath your feet, so it's so light. So there's light everywhere, Yeah, no shadows at all? everywhere, no shadows. Does that happen here? No, it never happens near because we are too far from the equator. It's like a metaphor of going away from here to look out for something which do not have near. But the song is about, it's even about watching actually where you at. Because if you don't raise up your head, maybe the sun is already at the zenith, but you cannot see that. Okay? Yeah. So you have to go find it? Yeah, You must go there. Yeah. Good. Alright, cool. Okay. Voglio prenderla per mano e dirle dai andiamo, dove conta solo chi sono e non come appaio, che qui non c'è un cane, tu sentimi come appaio, e fa freddo troppo spesso che sembra sempre gennaio, senti come cadono le certezze, voglio essere libero, non averne, senza avere un limite, al limite scavalcarlo, anche se con Dio non parlo per la mia gente, ehi, riempilo bene quel bagagliaio, lascia dietro i sogni, portane solo un paio, ci fanno da backup, ci servono se torniamo e corriamo dietro al sole, vedrai se non lo perdiamo, ciao, vado, già più non mi vedi, faccio in modo che fallo più non mi freghi, mi trovo un posto caldo, il sole che sta allo zenith, così nascondo le ombre sotto i miei piedi, voglio il sole allo zenith, perché voglio le ombre sotto i miei piedi, ma se c'è il sole allo zenith e non alzi gli occhi, è chiaro che non lo vedi, voglio il sole allo zenith, perché voglio le ombre sotto i miei piedi, ma se c'è il sole allo zenith e non alzi gli occhi, è chiaro che non lo vedi. Voglio prenderla per mano e dirle restiamo, qui va tutto in pezzi, insieme lo restauriamo, insieme contro il mondo, in fondo da lì veniamo, mi guardi e vado a fuoco come in un primo piano, piano, la vita la suoniamo, come con il piano che tasti che non colpiamo, certe sfumature di norma non le cogliamo e non è che siamo assieme ma sembra più una collabo, col cavolo, farcela un miracolo, io corro in paradiso e finisco a ballare col diavolo, abbiamo un cuore grande il posto da cui veniamo, lo riduce piccolo come un atomo e dai che sintomatico, che più piove sempre finisco bagnato fradicio, il cuore ancora zuppo, serve un asciugamano, che senza il sole lo zenith si asciuga piano, chiaro, voglio il sole allo zenith, perché voglio le ombre sotto i miei piedi, ma se c'è il sole allo zenith e non alzi gli occhi, è chiaro che non lo vedi, voglio il sole allo zenith, perché voglio le ombre sotto i miei piedi, ma se c'è il sole allo zenith e non alzi gli occhi, è chiaro che non lo vedi. Ecco, allora vi ho detto Zenith, tocchi d'Oroglià. E di Shirin con un aneddoto, io mi ha domandato, come domando in simpli, ci si dice ciao tatolenghe, e io gli ho detto ciao tamelenghe, si dice come si dice l'uni stato.
E l'ho detta al concerto alla fine, mandi! E tutti a Fabdesi mandi anche in place a Tarvis, a Joss Stone. E a dite anche a cantare, venga a cantarmi più su, che al Devonshire, io la resa. Però, si arriva qui, per queste parti, c'è venuto di fare, finito tutte le cerimonie. Va bene, allora us fasini saluti, us ringraziamo di essere stati con noi, complimenti di noi, avete guardato Grazie a tutti, quindi grazie a CIRF, grazie per questa bella iniziativa, grazie a Dulce, grazie a CIRF e insomma Grazie a te. e grazie Dolores e grazie a Dulce. Mani, buona serata.